Ok, buonasera a tutti, siamo di nuovo qua, siamo in un altro bel sabato, nonostante il clima, nonostante il caldo, nonostante vedo qualcuno che tra poco non mi sviene sulle sedie, solito PSA, questo è il momento dell'anno nel quale dovete bere di più, mi raccomando, prima che qualcuno mi stia male durante il culto. Sempre un piacere vedervi, sempre un piacere essere qui davanti a voi. Ok, e questa settimana mi è passato per la testa mentre stavo pensando al campeggio che, tra parentesi, inizia tra meno di 24 ore, spero vi siate tutti quanti iscritti, chi si doveva iscrivere. Mi stavo ricordando, no, dei campeggi passati, in particolare mentre stavo muovendo lì nel magazzino tutti i svariati ricordi delle bandiere, no, le squadre. Abbiamo ancora oggi lì i svariati, come si chiamavano? I svariati stemmi, no? Ad esempio, non so se qualcuno qui stasera era degli scudetti blu, qualcun altro che era dei Royal Blood, se non mi sbaglio, oppure qualcun altro ancora che era dei, aspettate che mi ricordo, Penguin on Ice, oppure Firefox. Tanti bei ricordi, principalmente perché ero presente e ho visto tanti ragazzi prendere scelte tanto importanti per la propria vita. E spesso quando siamo qui viene sempre espressa questa sorta di lista, no? Non fare, fare, no? Perfetto. Non fare, non fare come il cuore tuo comanda, non fare come vuole la carne, non fare secondo quello che fa il mondo, perfetto. Quello che devi fare, avvicinarti a Dio, pregare Dio, no? Costruire il tuo rapporto con Dio. E spesso, quando mi ritrovo in queste situazioni, mi manca qualche indicatore. Ok, non sto facendo questo e sto facendo questo, ma quanto bene sto andando, quanto bene mi sto muovendo verso i miei obiettivi. E oggi vi vorrei portare 9 bellissimi indicatori che potete usare nella vostra vita spirituale per capire se vi state avvicinando o meno allo Spirito. Questi 9 indicatori, che sono sicuro molti di voi conosceranno, addirittura chi a memoria, li trovate in Galati 5:22. Se avete le vostre Bibbie, questo è un ottimo momento per aprirle. Sì, vi vedo su quelle sedie. Prego, fuori i telefoni. Chi ha le Bibbie cartacee, complimenti. Dio ha un posto speciale nel paradiso per te. Ok, no, questo non è biblico, non prendetemi sul serio. Ok? Galati 5:22, nel quale troviamo questo versetto molto carino. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Versetto dopo, e contro queste cose non c'è legge. Qui trovate degli ottimi indicatori per capire quanto vi state avvicinando a Cristo. Rispetto agli anni passati, vi ritrovate con più amore? Vi ritrovate magari con più gioia rispetto al solito? Davanti alle difficoltà della vita trovate in voi una gioia innaturale, una pace che vi pervade il cuore durante i momenti più bui, i momenti più depressi. Magari vedete la vostra fedeltà aumentare, oppure rispetto a certi momenti della vostra vita nella quale avete preso determinate scelte, vi ritrovate con più autocontrollo. Quando siete scoraggiati vorrei che pensaste a questo versetto, no? Galati 5:22. Magari ve lo potete anche annotare, ve lo potete addirittura imparare a memoria. Quando vi sentite giù, quando pensate di non star facendo abbastanza, controllate quegli indicatori. Quando avete dei dubbi se vi state muovendo nella direzione giusta, controllate quegli indicatori. Vi dirò, se state andando nella strada giusta, li troverete nella vostra vita. Se nel campeggio scorso magari avete preso delle scelte anche molto pesanti nella vostra vita, date una controllata, ricordatevi. Campeggio ancora prima, avevo pensato, volevo iniziare a fare questo, volevo iniziare a fare quell'altro. Controllate, avete più gioia, più pace, più pazienza, più autocontrollo? Vorrei che pensaste a questi specifici indicatori della vostra vita spirituale durante il nostro momento di lode e adorazione. Perciò vi prego, tutti quanti, in piedi, felici e contenti,
Siete giovani, perciò prego, mettete in moto quelle belle gambe, forza, tutti belli in piedi, guardatevi ai vostri lati, ok? Destra, sinistra, conoscete la persona di fianco a voi? Vedo persone che non vedo da un sacco. Beh, benvenuto, buonasera, è sempre un piacere vedervi qua, ok? Questo è il momento giusto per salutare, questo è il momento giusto per vedere i vostri amici e i vostri fratelli mentre lodiamo il nostro Signore insieme. Amen? Amen? Ci lavoreremo. Una cosa che mi ha
che il Signore mi ha evidenziato questa settimana è stato che Cristo è morto non solo per noi che ogni sabato siamo qui, è morto e risuscitato per anche le persone che conosciamo, che sono al di fuori, che non conoscono ancora Cristo, che non conoscono ancora la salvezza, che non conoscono ancora la felicità e la pace che ognuno di voi sta provando nelle vostre vite. Loro sono ancora allo step prima in cui soffrono, in cui pensano che tutto è perduto, ma in realtà c'è Cristo che può tirarli fuori da questa situazione. E loro ancora non hanno potuto o sentire parlare di Cristo, o non hanno ancora potuto, avuto la possibilità, l'opportunità di accettarlo, non lo so, non ne ho idea. Però è importante che non solo veniamo ogni sabato qua a lodare, ascoltare la parola, a incontrarci tra di noi, che è bellissimo ed è importante, ma che allo stesso modo possiamo essere costanti nel parlare del motivo per il quale siamo qua ogni sabato, e spero che il motivo sia Cristo, ma se questo è il motivo, Dio ci invita a parlare di questo, Dio ci invita ad andare fuori e fare discepoli. E questo è il nostro compito, è questo il nostro, per il quale siamo stati creati. Vi ricordate quel versetto? Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli. È uno dei mandati che Dio ci dà. Quindi molte volte è semplice essere qua ogni sabato, molte volte è semplice venire in chiesa, è semplice, non so, andare avanti per inerzia, ma non è questo, non si ferma solo a questo. È importante avere una vita intima con Dio, una vita piena nella presenza di Dio e parlare di questo alle altre persone. E le persone ne hanno bisogno più di quanto immaginiamo, perché anche noi un giorno ne abbiamo avuto bisogno. E allo stesso modo sono loro. Quindi cantiamo la prossima canzone, innalziamo un altare a Cristo, innalziamo un altare alla nostra fede verso il Signore, perché sono sicura che ognuno di noi ha fede, ognuno di noi spera nella sua parola, ognuno di noi è fiducioso in quello che ci dice e per questo motivo diamo gloria al Signore, onoriamo la sua presenza qui questa sera. Cantiamo? voce mi dice dove devo andare, dove
un'altra cosa che mi ha toccato molto il cuore è una canzone che mi ha toccato molto il cuore questa settimana. È una canzone in spagnolo che si chiama Muéstrame tu gloria, mostrami la tua gloria. E è bellissima questa canzone perché dice che, sapete, conoscete tutti la storia di Samuele, che viene chiamato più volte, 3 volte viene chiamato da Dio, lo scopre dopo che è Dio, pensa che sia lì, scopre che è Dio e risponde e dice eccomi. E questa canzone parla del fatto che ovunque il Signore, in ogni posto, ci sarà sempre un Samuele pronto ad alzarsi e a dire Signore eccomi. E allora io voglio chiedervi oggi, dove sono i Samuele della nostra generazione, della vostra generazione? Chi tra di voi è il Samuele della vostra generazione? Chi tra voi ha già sentito il bisogno di dire a Dio, Dio eccomi, io ci sono, io voglio fare la tua opera, io voglio servirti, io voglio stare là davanti nel backstage, voglio aiutare di qua, voglio aiutare di là. Dove sono? Dov'è questa voglia vostra di servire? Dio vi ha già chiamato? Avete già sentito chiamata da parte di Dio? Avete risposto? Come avete risposto? È importante pensarci, è importantissimo fare questa valutazione, perché io sono certa, è una cosa che il Signore mi ha messo nel cuore, è che la vostra generazione, ragazzi, farà grandi cose per Dio. Assolutamente, ne sono certa. È una promessa che Dio mi ha dato. La vostra generazione farà grandi cose per Dio. E quindi io mi chiedo, dove sono i Samuele tra voi? Dove sono i Samuele? Dove si nascondono? Lasciate che escano. Se sentite voglia di servire il Signore, lasciate che questa voglia esca. Mettetevi all'opera, perché Dio ha grandissime cose da fare attraverso le vostre vite. Voi siete stati scelti, e non lo dico tanto ma siete stati scelti. Punto. Non è da mettere in discussione, non è da dire ma io non so fare questo, non so fare quell'altro. È da un sacco di tempo che io sono qua davanti, non ho mai cantato allo stesso modo, sono partita anch'io da 0, sono partita anch'io da schifo, sono partita anch'io da non so fare, non ho le capacità. Non che adesso io sia Adele, però è quello che voglio dirvi è, Dio dà le capacità. Se voi volete mettervi all'opera, per l'opera di Dio, Dio vi dà le capacità, Dio vi dà le forze, vi sostiene in modo tale che voi facciate quella cosa. Il Signore vi fa sentire la fame, ma non vi fa mancare il cibo. Non so se mi spiego. Quindi dove sono i Samuele di questa generazione? Dove sono chi tra di voi è stato chiamato a servire? Chi tra voi è stato chiamato a fare qualcosa per Dio? E vorrei che possiamo pensarci cantando la prossima canzone che parla del fatto che ognuno di noi ha bisogno del grande amore di Dio, ognuno di noi ha bisogno della grazia del Signore. E io non so cosa Dio voglia fare attraverso le vostre vite, non ne ho la minima idea, ma so che Lui farà se voi lasciate fare. Lui non insiste, non vi obbliga, ma Lui è pronto per poter... io penso che Lui sia là che aspetti soltanto un sì Signore eccomi, e Lui ok, boom, e dopo va avanti. Sono certa di questo, quindi non vedo l'ora di vedere la vostra generazione risvegliarsi, anche la mia, ma la vostra soprattutto, perché vi ho molto a cuore, e non vedo l'ora di vedere tanti Samuele che servono all'interno della Chiesa o che servono il Signore fuori dalla Chiesa anche, chi lo sa. Cantiamo, Cristo muove le montagne. La
Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per ogni vita qui presente, Padre. Io ti chiedo nel nome di Gesù che qualsiasi cosa stia trattenendo ognuno di noi dal servirti di più o dal servirti in generale, Padre, che possa accadere in questo momento, che possiamo liberarci da questo, Signore, che tu possa rialzare una generazione di nuovi adoratori, Padre, che davvero ogni adolescente, parlo adesso di loro, Padre, che ogni adolescente possa davvero sentirsi libero nel poter esprimere la tua adorazione a te, Padre, che qualsiasi cosa che li stia distraendo, Padre, toglielo dalle loro vite, Signore. Ti prego, Signore, che possano esserci più Samuele a dirti eccomi, che il tuo spirito possa essere di più all'interno delle nostre vite, che possiamo sentire sempre di più la tua presenza in ogni cosa che facciamo, Padre. Ti chiedo questo, Signore, per questa sera. Prendi cura di loro, dei loro cuori, di tutto quello che verrà dopo. Io non so chi accetterà di servire te, non so chi accetterà te, non so niente, Padre, ma so che tu sai e ti stai prendendo cura di questo e ti ringrazio, Padre, per questo. Davvero ti chiedo che anche tutti quei ragazzi che già si sono sentiti toccati magari negli scorsi campeggi dalla tua presenza, che possano sentirsi toccati da il campeggio che inizierà domani, Padre, e ti ringrazio per l'opportunità del campeggio e ti chiedo che nuovamente tu possa rinnovare le tue promesse che hai fatto ad ognuno di noi in questo campeggio, Signore, che possa essere la volta definitiva e decisiva in cui davvero le persone possano dire sì, Signore, io voglio servirti, voglio esserci, non so come fare, non so da cosa partire, non ho idea, non so niente, Padre, ma io faccio questo passo di fede perché è più importante servire te che le mie insicurezze, è più importante stare accanto a te e avere un rapporto con te piuttosto che i miei dubbi, che le mie perplessità o quello che io penso di me, Signore, è più importante quello che tu pensi di me, quello che tu vuoi fare attraverso la mia vita, piuttosto quello che io penso che io sia capace di fare, Padre. E quindi io ti chiedo per ognuno di noi, Signore, che possa arrivare questo momento in cui facciamo questo passo di fede, in cui andiamo verso di te e possiamo dire sì, Signore, io voglio esserci, eccomi, Padre, scegli me, usami per la tua opera, Signore. E ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Amen. Cantiamo la prossima canzone che si chiama Grande è il Signor e lodiamo questo Signore grande che vuole fare cose grandi, che le ha già fatte, che le farà e che vuole usare intensamente le vostre vite. Vi chiedo di poter riflettere, di poter avere questo momento di preghiera in adorazione al Signore. città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Forza per la vita, noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo dare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo
lode. La città del nostro Dio è luogo santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostiamo a Lui. Signore, noi vogliamo dare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo. Signore, noi vogliamo dare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in cielo e in terra. Sei Re. Sei Re. Signore, ti chiedo che tu possa usare la vita di Emanuele che porterà la parola, Padre. Ti chiedo che tu possa parlare ai nostri cuori, Signore, che tu possa insegnarci nuove cose, anche se magari potrà essere un argomento che abbiamo già sentito, Padre, ma ti chiedo che tu possa insegnarci sempre nuove cose, Signore, che possa, questa volta che possa essere diverso, Padre, che possa davvero aiutarci magari in una situazione che stiamo affrontando, Signore. E ti chiedo questo, ti ringrazio per la vita di Emma che si è messo a disposizione per la tua opera, Padre, e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e farai per noi, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova. Ok, mi sentite bene? Bene, fin troppo bene. Buonasera a tutti. Buonasera. Bene, direi che possiamo, prima di iniziare con il nostro studio, leggerò il testo base su cui ci muoviamo, poi pregheremo assieme e cominciamo. È un estratto della lettera ai Galati, Galati capitolo 5. Prima Samuel ne ha letto un estratto, vi ha fatto un piccolo spoiler, e leggerò il brano intero. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidio, brachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Preghiamo per iniziare lo studio. Signore, noi ti ringraziamo per questo momento che possiamo passare assieme, questo momento che abbiamo passato a lodarti, ad esaltarti, a darti il giusto primato, il giusto posto nelle nostre vite, Signore. Ora ti prego che tu possa aprire i nostri cuori, le nostre menti, che tu ci possa insegnare il tuo messaggio di questa sera, che noi possiamo imparare di più su di te
imparare a conoscerti, Signore, imparare chi è lo Spirito Santo, Signore. Guidaci in questo studio e fa che, Signore, ciò che venga seminato stasera dia molto frutto nei cuori di tutti i presenti. Nel nome di Gesù, amen. Bene, il tema, come avete sentito, è camminare con lo Spirito. E lo Spirito Santo è una delle persone della Trinità, quindi lo Spirito Santo è Dio. È la persona della Trinità che viene ad abitare nel credente quando diventa un credente, quando si converte. Tutti coloro che in questa stanza sono cristiani hanno dentro di sé lo Spirito Santo. Il suo lavoro è guidarci, ispirarci, consolarci, convincerci della giustizia, del giudizio. Lui fa tante cose. E la parola di Dio è molto chiara su quanto personale è il legame che abbiamo con Dio. Il fatto che lo Spirito Santo sia presente nel cristiano, sia dentro il cristiano, è un'indicazione molto chiara di questo. E mi ricordo che varie settimane fa abbiamo portato uno studio qui parlando di Enoch. Enoch che era famoso perché camminò con Dio. E questa sera noi parliamo di nuovo di camminare. L'idea di camminare è un'azione costante, ripetuta, continua, camminare insieme allo Spirito, camminare nello Spirito Santo. È vivere con lo Spirito Santo ogni singolo giorno, parlare con Lui, conoscerlo di più. E quindi io, senza ulteriori indugi, vorrei introdurre come inizia il nostro rapporto con lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo non spunta a caso dentro le persone, non è alla nascita dentro le persone. Lo Spirito Santo entra nella vita di una persona quando questa si converte a Gesù Cristo. In 1 Corinzi 12,13 viene detto: infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti noi siamo stati abbeverati di un solo spirito. Mentre in Romani capitolo 8 versetto 9 dice: voi però non siete nella carne, ma siete nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Lo Spirito Santo ci viene dato gratuitamente nel momento della salvezza. E quindi è giusto, prima di fare uno studio che parla dello Spirito Santo, parlare di questa salvezza e parlare di quelle che sono le verità bibliche della salvezza. La settimana scorsa sono stato nel campeggio con preadolescenti e bambini ed è sempre interessante fare domande escatologiche a loro, come funziona paradiso, inferno, il diavolo. Escono fuori le idee più strampalate, più, diciamo, la teologia più selvaggia che avete mai sentito. Sono molto inventivi. Però ho visto che nei bambini è radicata dalla nostra società questa idea in cui se io faccio il bene, se io faccio le cose belle, vado in paradiso, me lo merito. Sono un good boy, certificato, ho il marchio che sono un bravo ragazzo, una brava ragazza, e quindi mostrando questo marchio mi si aprono le porte del paradiso. Al contrario, se ricevo il marchio della brutta persona, una persona cattiva, malvagia, merito l'inferno. No, non è vero, biblicamente non è così, nella realtà delle cose non è così. A noi piacerebbe pensare che le nostre buone azioni riescono a pagarci l'ingresso del paradiso, ma non ce lo aprono. E quindi mi ricordo questa frase che ho voluto dire ai ragazzi per passare la forza di questo messaggio. Pensate alla persona più buona che vi viene in mente, uno che costruisce ospedali, che aiuta gli orfani, aiuta le vecchiette a passare la strada, dona i suoi soldi ovunque, ma non è cristiano, ma non crede in Gesù Cristo. Quella persona quando muore va all'inferno. Non è un messaggio bello, non è un messaggio piacevole. A noi piacerebbe dire, ma io predico in chiesa, ma io faccio la lode, ma io lavoro nella scuola domenicale, ma io sono pastore, ma sono stato missionario, ho fatto tutte queste grandi cose. Ma c'è un passaggio biblico molto interessante in cui tanti dicono, ma Signore, noi abbiamo fatto opere nel tuo nome, abbiamo fatto questo, quell'altro nel tuo nome. E Gesù gli dice, lontani da me perché io non vi ho mai conosciuti. Quindi è molto importante capire che si parla dello Spirito Santo, di ciò che Lui è e ciò che Lui fa, quando hai lo Spirito Santo nel tuo cuore. E tu hai lo Spirito Santo nel tuo cuore se credi in Gesù Cristo. E quindi adesso, senza che tu risponda chiaramente, voglio porti queste domande. Tu ci credi che Gesù Cristo è stato?
che ha camminato su questa terra come tu ci cammini oggi? Tu ci credi che quello che la Bibbia dice è vero, che quello che la Bibbia dice di Gesù Cristo è verità? Tu ci credi che Gesù Cristo è andato sulla croce, i tuoi peccati sono andati su di lui, che non aveva peccati, e lui è stato punito per i tuoi peccati? Questo rende te puro se tu credi in Gesù, e con la sua resurrezione lui ha battuto la morte, e noi, tutti noi, incluso te, puoi arrivare al paradiso solo perché la croce fa da ponte? Se tu credi in questo, se questa è quella la tua fede, se tu hai fiducia in quello che Cristo è e quello che Cristo ha fatto, tu sei in paradiso in questo momento. Tu hai un biglietto d'oro tipo la fabbrica di cioccolato che dice: questa persona per grazia divina e nessun merito personale può entrare in paradiso. Se tutto questo non è avvenuto, se manca questa fede, manca il biglietto d'oro e quelle porte rimarranno chiuse e non c'è lo Spirito Santo nel tuo cuore. E il resto di questo studio per te è superfluo, non ha senso ascoltarlo. Quindi, data questa molto importante premessa, c'è un principio fondamentale nel cristianesimo che è il principio della sostituzione. Ora, prendendo il passaggio da Galati 2,20, Paolo scrive: «Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Camminare con lo Spirito significa non fare più quello che vogliamo, ma fare quello che Lui vuole, quello che Dio vuole. Noi nella nostra vita cristiana abbiamo spesso dei momenti in cui pensiamo, facciamo, diciamo, vogliamo cose che a Dio non piacciono. E nella vita di un cristiano commettere un peccato nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, induce questo senso di malessere, questa sensazione che qualcosa non va. E quello è lo Spirito Santo, che è una persona, ha dei sentimenti e viene rattristato dai nostri peccati. Quella è la sua tristezza, il suo dirci: oh, non va bene, tu stai introducendo peccato nella tua vita e io sono santo, santità e peccato non coesistono. Quindi lo Spirito, il suo lavoro, è istruirci, guidarci a conoscerlo sempre di più, a conoscere Dio sempre di più. Lo Spirito vuole che noi siamo santi, ogni giorno più santi, vuole produrre in noi i frutti del passaggio che Samuel ha letto all'inizio. Paolo dice nel passaggio che abbiamo letto: perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Camminare con lo Spirito, questo messaggio non è facile né bello, ma è molto importante, significa rinnegare se stessi, la propria carne e seguire quello che Dio dice. Camminare con lo Spirito è un costante, un giornaliero esercizio di dire no a quello che tu vuoi e dire sì a quello che Dio vuole. Per esempio, alle volte è difficile perdonare. Una persona ci fa del male, la reazione più comune è tagliare i ponti con questa persona, allontanarla, non parlarci più. Dio ci comanda di perdonare, ci comanda di benedire chi ci maledice. Ci sono alcuni momenti in cui sei chiamato a venire in chiesa, a giugno, al 24 di giugno, ci sono 30 gradi fuori, i tuoi amici sono al mare. Perché devi andare in chiesa a Treviso, in un capannone, fa caldo, non ho voglia di essere qui. Ma Dio ti comanda di essere insieme ai tuoi fratelli, di metterlo al primo posto, di lodarlo, di dargli tutta la lode e tutto l'onore. Noi dobbiamo obbedire a Dio anche in mezzo alle difficoltà. Questo è camminare nello Spirito. Se vuoi vedere le grandi benedizioni di Dio nella tua vita, devi guardare il mondo con gli occhi di Dio. Per guardare il mondo con gli occhi di Dio, devi rinunciare a vedere il mondo con i tuoi occhi umani. Devi guardare il mondo attraverso la fede in Dio, attraverso la tua fede in Lui e attraverso quello che la parola dice. E non fraintendermi, non è che diventi cristiano e ti regalano una Rolls Royce,
ti danno il lavoro in cui lavori 3 ore al giorno per 5.000 euro al minuto, tutto ti va bene, la ragazza o il ragazzo più bello della storia, il tuo sogno viene da te a dire ti prego sposiamoci domani. Non è così la vita cristiana. La vita cristiana è una vita che ha sfide, che ha dolori, che ha fatica, che ha tante cose, ma vedere le cose con gli occhi di Dio è vedere oltre quei dolori, vedere oltre quelle fatiche, vedere attraverso le nostre rinunce, vedere attraverso le sofferenze che passiamo, le scelte che proviamo e vedere che c'è un piano più grande di Dio. Noi siamo qui stasera, io sono qui stasera a parlare, avendo caldo, potevo fare qualunque altra cosa, ma io mi sono sottomesso, Dio ha voluto che io fossi qua a parlare e io sono qui a parlare, perché Dio ha un piano. Le mie parole Dio le sta usando, non sono io che le uso, è Lui che le usa. Ed è questo il senso della vita cristiana, mettersi nelle mani di Dio, dire no a quello che noi vogliamo e sì a quello che Lui vuole. Ora, arrivando al tema dei frutti, dei doni dello Spirito, è interessante che in un passaggio nel Vangelo di Matteo, Gesù, parlando dei falsi profeti, ci mette in guardia dicendo li riconoscerete dai loro frutti. In particolare scrive ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Dopodiché in un passaggio nel Vangelo di Giovanni, qua lo leggo immediatamente quello che lui dice, senza di me non potete far nulla. Cit Cristo, l'ha detto Cristo in persona. Lui dice io sono la vite, voi siete i tralci. Colui, chi in questa stanza dimora in me, cioè in Cristo, e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ora io ti voglio chiedere, vuoi vedere dei cambiamenti nella tua vita? Vuoi vivere nella tua vita i frutti dello Spirito Santo? Li ha letti Samuel, li ho letti io, li rileggo ancora. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Se vuoi una vita fruttifera, una vita che dà frutto, una vita benedetta, una vita significativa nella vita delle altre persone, usata da Dio, devi abitare in Gesù. Come ho detto prima, una vita benedetta non è avere cose stupende, avere tutti i voti sempre sopra il 9, ogni cosa ci va bene. No, una vita benedetta è una vita in cui viene realizzata la volontà di Dio e non la tua. Puoi avere una vita con poche cose, con difficoltà, con fatiche, con dolori. Ho visto tante persone in questa chiesa, potete parlare a chiunque, soprattutto quelli più anziani che hanno una vita con Dio molto molto lunga, che parlano di difficoltà, di macchine che smettono di funzionare il giorno di campeggio, successo la settimana scorsa, di malattie, di problemi, morti, cioè storie molto molto pesanti, ma persone che hanno sempre avuto pace, perché Dio si prendeva cura di loro. Quando ci sono stati problemi anche nella nostra Chiesa, io stesso ho avuto vari dubbi, varie paure, ho detto, qua la Chiesa rischia di saltare, rischia di andare tutto all'aria, e c'erano persone che dicevano, Dio provvederà, andrà tutto bene. C'è chi le guardava come se fossero pazze, ma quelle persone sono state bibliche, sapevano che Dio si sarebbe preso cura, e noi siamo qua perché Dio si è preso cura. Questo è avere una vita benedetta, vedere le cose come Dio le vede, vedere le persone come Dio le vede, e questo non è facile. La Bibbia, Dio ci comanda che noi seguiamo i Suoi comandamenti come fa un bambino. Io sono stato al campeggio dei bambini, come ho detto, da domani sarò al campeggio degli adolescenti, imparate da loro, perché il bambino non questiona. Vai a pulirti il letto. Perché? Perché l'ho detto io. Ok, e corre a farlo. Voglio vedere voi a rispondere così. Battute a parte. Dio vuole che noi siamo come bambini verso di Lui. Il bambino si fida, va dalla mamma perché è la mamma. Certo, la mamma si prende cura, la mamma mi dà cose buone, io devo ascoltare mia madre, con mio padre. Questo è il rapporto che noi dobbiamo avere con Dio. Abbiamo parlato dei doni, vengono menzionati vari doni che Dio dà, la profezia,
cura, miracoli, varie cose che sono state date, cose che vengono date ancora. Io ti voglio chiedere, vuoi essere usato in modo grande da Dio? Vuoi parlare in modo potente di Dio? Vuoi essere decisivo nella tua casa, nella tua scuola, nel tuo luogo di lavoro, nella tua chiesa? Lascia la cabina di comando. Lascia il volante nelle mani di Dio. Perché non sei tu che fai le cose, non sei tu che rendi rilevante la tua vita, non sei tu che sei significativo nella tua chiesa, non sei tu che predichi bene, che canti bene, che spieghi bene ai bambini. È Dio che è buono e fa bene in te. È Dio che rende le tue azioni significative, incisive, che cambiano il mondo. Solo Dio può farlo. So che è un messaggio duro, ma ricorda questo: le tue azioni di per sé non hanno meriti, è Dio che le benedice. E quindi questa sera Dio mi ha messo nel cuore di dire a tutti voi, di dirti: arrenditi a Dio, segui la sua volontà, leggi la sua parola, pregalo, vivi nella comunità cristiana, venite in chiesa, frequentate gli studi, andate ai culti, state con i vostri fratelli, passate del tempo con la parola di Dio, pregate. E questo molto importante ma molto difficile: sottomettiti ogni giorno a Dio. Ogni giorno il tuo sforzo deve essere dire no a un peccato che ti piace, a un qualcosa che dispiace a Dio ma che piace a te. Dire no a quella cosa e dire sì a quello che Dio dice. Prendi un comandamento della Bibbia, un comandamento di Dio che ti sta antipatico, tipo quello che hanno testimoniato varie persone in questa chiesa: due che litigano, io sono convinto di aver ragione, io so di avere ragione, e Dio è andato da quella persona convinta di avere ragione a dire: vai a chiedere scusa per primo, vai a tendere una mano per risolvere per primo. E la nostra natura, la nostra carne dice: no, siamo orgogliosi, siamo offesi, lui deve venire strisciando da me a chiedermi scusa. E Dio dice: vai tu per primo a chiedere scusa, a chiedere perdono. Questo è quello che noi dobbiamo fare: sottometterci a quello che Dio vuole. Sottomettiti a Cristo. Cristo è il Re. Al Re non si può dire di no, non si deve dire di no. Noi dobbiamo sottometterci al nostro Re. Vedi il mondo, vedi le altre persone, vedi te stesso come Dio ti vede, come Dio le vede, come Dio vede il mondo. Quindi, per concludere con un messaggio super ottimistico, super moderno: non sei il protagonista della tua vita. Se pensi che la tua vita sia un film, un colossal premio Oscar in cui tu sei il personaggio principale, che tutti vogliono essere, tutti imitano il tuo taglio di capelli, non lo sei. Non sei il protagonista della tua vita, perché il protagonista della tua vita è Cristo. Il protagonista della tua vita deve essere Cristo. Finché tu dimentichi o fai finta che non esista questo principio, tu non camminerai con lo Spirito. Oppure se lo ricordi, se lo dimentichi, se lo metti un po' nell'angolino questa idea, tu camminerai in modo malfermo, inciamperai, girerai sempre attorno agli stessi problemi e alle stesse situazioni. Paolo scrive: c'è bisogno che io diminuisca e che Cristo cresca. E questo deve avvenire anche nella tua vita. Tu devi diminuire e Cristo deve crescere. E questa sera è un momento di decisione, perché ogni secondo della nostra vita è un momento di decisione. L'ha detto prima Larissa per questa generazione, ma è un principio che vale per tutti quanti. Dio vuole agire in modo potente nella tua vita. Dio vuole fare qualcosa di potente nella tua vita. Adesso so cosa stai pensando: ma io sono così, ma io sono brutto, ma io non ho i soldi, ma io non parlo bene, ma io ho questo difetto, tu non mi conosci, la mia vita, i miei traumi. Andatevi a vedere chi erano i 12 apostoli. Datevi a vedere bene che gente era. Gente è un termine usato coscientemente. Erano pescatori, erano sgrammaticati, erano irritabili. Persino Giovanni, il grande Giovanni, a un certo punto si era arrabbiato con un posto che non li aveva ricevuti, è andato da Cristo a chiedere:
Signore, possiamo far cadere una colonna di fuoco su quella gente là perché muoiano tutti? Io immagino Cristo guardarlo tipo, cosa? Tu vuoi fare cosa? Non è il tuo valore, è quello che Dio fa in te. E Dio vuole fare qualcosa di meraviglioso nella tua vita, non di quello accanto a te, cioè anche in quello accanto a te, ma non rifugiarti, non guardargli, ma io non c'entro, io non... No, questo è un messaggio che riguarda te, che mi stai ascoltando. La sfida che voglio lanciare questa sera è sempre la stessa sfida, una delle sfide più grandi e centrali del cristianesimo. Lascia il controllo della tua vita a Dio. Adesso pensa alla tua vita, pensa a quei peccati che non vuoi lasciare, quei peccati che dici, no, questo peccato è brutto, lo devo lasciare, però te lo tieni vicino, te lo accarezzi tipo un gatto. Che ne so, sono quelle bugie bianche, oppure no, io non sparlo, poi arriva la tua amica, c'è una cosa, c'è il tè, devo dirti queste cose, e stai a sparlare, oppure la pigrizia, tante cose di questo genere, tanti piccoli peccati che non sono i grandi peccati, c'è la famosa frase, io non ho ucciso nessuno. Fai comunque i tuoi peccati ed è importante che tu li riconosca. Pensa a tutte le decisioni nella tua vita che prendi senza pregare. Chi ha pregato per il suo outfit stasera? Sgamati, nemmeno io. Comunque, decisioni più importanti, noi non le prendiamo pregando. Il liceo in cui andare, chi è qua in epoca di scegliere le superiori? Ok, questa è una decisione che si può affidare a Dio. Chi è qua che si sta scegliendo il moroso o l'amorosa? No, sto scherzando, non alzate le mani. Questa è una decisione molto importante. Chi vuole servire Dio? In che posto abitare? Devo accettare o no questo lavoro? Sono tutte decisioni che spesso noi prendiamo nelle nostre mani. È una decisione mia, per la mia vita in cui io devo decidere. No, no e no. È Dio che deve decidere, è Dio che ti deve approvare le decisioni, che deve dirti vai in questa direzione. Pensa ai tuoi amici, ai tuoi compagni di classe, chi è in età scolare, chi va a scuola qua? Non vi rompete la spalla, alzate la mano così, iperestendete, giusto? Perfetto. Chi di voi ha paura di parlare di Gesù ai suoi compagni di classe? Non alzate le mani. Chi invece va a lavoro, chi ha paura di parlare di Gesù ai propri colleghi? Pensa a tutte queste situazioni in cui, no, ma non voglio parlare perché non so che cosa diranno. Pensa anche ancora a tutti gli impegni nella tua vita che ti tolgono tempo dalla Bibbia. Sì, dovrei leggere la Bibbia, ma stasera ho judo, stasera devo chiamare con l'amico, ho il calcetto, devo fare questo, ma c'è la cena da preparare, poi ho questo, quell'altro, sempre impegni, cose che ci separano da Dio. E quindi questa sera Dio mi ha messo nel cuore di dirti che sei chiamato da Dio a rinunciare a un peccato, un'abitudine, una paura, o anche un hobby, un'idea, qualunque cosa, una cosa che ti allontana da Dio. E quindi io ti voglio chiedere una fase un po' meditativa, sempre per pensare alla tua vita. Che ostacoli ci sono tra te e Dio? Pensa, quali sono gli ostacoli principali che non ti permettono di raggiungere Dio? Ho deciso di spoilerarti la tua riflessione perché il principale ostacolo tra te e Dio sei, rullo di tamburi, tu. Io sono il principale ostacolo tra me e Dio e nella tua vita tu sei il principale ostacolo tra te e Dio. So che da un lato questo messaggio è orribile, ma dall'altro lato è un messaggio fantastico perché chi può decidere che cosa fai tu? Tu. E tu puoi decidere di smettere di essere un ostacolo a Dio nella tua vita. Quindi questa sera io ti voglio invitare a scegliere Cristo. Scegli di amarlo, scegli di servirlo, scegli di rinunciare a quello che tu vuoi per scegliere quello che Lui vuole. Questa sera Dio ti chiama a scegliere il sacrificio, la rinuncia. Scegli la croce di Cristo.
Ora invito tutti quanti a chiudere i vostri occhi, entriamo in un'atmosfera di preghiera comunque, di scelta. Chiudete i vostri occhi, gente, vedo occhi aperti, occhi chiusi di preghiera. Signore, io ti voglio ringraziare per questo momento di preghiera, questo momento di decisione, Signore. Noi siamo qui davanti a te perché questo vuole essere un momento di scelta, un momento in cui ciascuno di noi qui può scegliere di sottomettersi a te, può scegliere di obbedirti, può scegliere di gettare via qualcosa che non piace a te. Io, Signore, ti prego che tu possa guidare queste decisioni. E adesso io parlo a te che mi stai ascoltando. Io ti chiedo, se tu hai preso una decisione di questo genere, anche solo di rinunciare a mezz'ora di telefono per stare con la parola di Dio, o di rinunciare a un tuo peccato che riconosci, di rinunciare a una tua idea, una tua paura. Se hai deciso di rinunciare a qualcosa di te per scegliere Gesù, io ti chiedo di alzare la tua mano, in modo che io possa pregare per te. Amen, 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 amen. Queste sono decisioni importanti. Chi non ha ancora alzato la mano, pensate, nella vostra vita ci sono cose che fate che non piacciono a Dio. Amen. Tante cose che noi facciamo, tante scelte che noi prendiamo, come noi usiamo il nostro tempo, quello che la nostra mente pensa, le nostre decisioni spesso non piacciono a Dio. Non avere paura di scegliere Cristo. Se tu non sei convertito, se tu non conosci questo Cristo, chiedigli di entrare nella tua vita. Lui è una persona, a lui puoi parlare, lui ti ascolta, lui ti capisce. Chiedi a Gesù Cristo di essere il Re della tua vita, di essere il tuo Salvatore, di essere la chiave che ti apre le porte del paradiso. E segui questo Signore. Non avere paura, lo Spirito Santo di Dio è con te, cammina a fianco a te. Il suo amore cancella ogni paura. Scegli Cristo e che tu possa diminuire e Cristo aumentare nella tua vita. Dio nostro Padre, io ti ringrazio per queste persone qui stasera. Ti ringrazio per questa parola che ci hai donato, Signore. Ti ringrazio per le decisioni che sono state prese. Tu, Signore, vuoi conquistare dal diavolo ogni essere umano. Ogni persona in questa stanza è un tuo obiettivo. Tu vuoi salvare tutti coloro che sono qui e tutta l'umanità che è fuori di qui. Signore, se qualcuno ha preso la scelta di seguirti, io ti ringrazio, io ti lodo per questo e ti chiedo di proteggere questa giovane conversione. Ti chiedo che questa persona possa entrare nella tua Chiesa e che la Chiesa possa accoglierlo come un fratello. E per chi, Signore, ha deciso di sottomettere a te un pezzo della sua vita, io ti ringrazio, Padre. Tu vuoi conquistare ogni millimetro della nostra vita, della nostra mente. Tu vuoi guidare le nostre decisioni, Signore. Io ti ringrazio per le decisioni che sono state prese questa sera. Proteggi queste scelte, Padre. Guidaci, che il tuo Spirito Santo ci indichi la via. Che chi, Signore, ha preso queste scelte possa rimanere costante non per suo merito, ma per la tua grazia, Padre. Io ti ringrazio perché lo Spirito Santo è qui tra di noi. Io ti ringrazio perché queste decisioni ti sono gradite e tu, Signore, vuoi un popolo sottomesso, un popolo che riconosca che tu sei il Re dei Re. E io ti ringrazio, Signore, per ogni vita che qua dentro si è inchinata all'unico vero Re, Gesù Cristo, Signore. Io ti ringrazio per tutto questo e ti prego per i miei fratelli. Benedicili e proteggili nel nome di Gesù. Amen. Visto che è stato un momento molto deciso, io ti invito ad abbracciare la persona accanto a te. Abbraccia anche chi non conosci. Ma fa caldo. Abbracciatevi, ragazzi, è un secondo, statevi vicino. Vedete qualcuno commosso, un po' agitato, state con lui.
Vedete qualcuno che non conoscete, non sapete il nome, chiedetegli, stringetegli la mano, statevi vicino. Noi siamo una chiesa, una famiglia. E una famiglia ci si vuole bene, ci si aiuta, si sta l'uno a fianco all'altro. Chiamo il gruppo di lode qui perché possiamo continuare a lodare il Signore, continuare ad esaltare il nostro Re. Gesù è il nostro Salvatore, è la differenza tra l'inferno e il paradiso, ma vuole essere anche il Re della tua vita. Accetta il Signore Gesù come Re della tua vita e vedrai che ti guiderà a una vita di pace, una vita di gioia, una vita in cui Lui si prende di cura di te nei dettagli. Ora lascio la parola al gruppo di lode. Amen. Ok, alziamoci in piedi per il nostro momento di offerte decime.
che tu possa benedire queste persone, guidare le nostre vite. Benedici anche chi non ha potuto donare magari dei soldi, ma invece ha donato la propria vita e la lode a te, che tu possa benedire il nostro momento insieme e che tu ci parli attraverso la tua parola. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Potete sedervi? Prova. Ok. Mi hanno dato un microfono senza fili, ma sapete che io e i fili abbiamo un amore indiscriminato che continuerà per sempre. Woo! Ok, no, dai, tutti carichi, tutti bravi, tutti molto molto felici. Ok, ultima singola volta che vi parlo del campeggio. Ok? Finalmente, basta, perché domani parte il Winners Camp. Ok, vedo che il caldo ha già mietuto qualche vittima. Ok, subito qualche informazione essenziale per chi dovrà partire da qui, domani. Chi si riunisce qui a Treviso è pregato di trovarsi in chiesa, ok? Subito dopo pranzo, più o meno verso l'1:30, le 2, ok? Prima arrivate meglio è. Ci sono da organizzare bagagli, persone, trasporti, tutto. Perciò se avete spazio disponibile in macchina, scrivetelo in tutti i gruppi che abbiamo. Se avete bisogno di passaggi, scrivetelo. Se avete posti extra in macchina, scrivetelo, perché da qualche parte Dio mette i suoi. Ok? Poi saranno sempre inviati nei nostri gruppi la località in sé. Se parti da Conegliano, parti da Belluno, parti da Vicenza, parti da Verona, lì troverai l'indirizzo e ti potrai recare, ok? Indicativamente cerchiamo di trovarci una struttura nel pomeriggio, ok? In modo da partire col botto nel tardo pomeriggio. Basta campeggio, giusto? No, dai, l'ultima cosa. Un vivo, sincero, focoso ringraziamento che voglio dare a tutte le famiglie, a tutte le persone che hanno donato beni di prima necessità, che hanno fatto offerte affinché questo campeggio possa essere realizzato. Davvero, se posso chiedere, se non è troppo per le vostre manine affaticate dai ventagli, un forte applauso a tutti quei fratelli che hanno dato disponibilità, hanno voluto dare pacchi di pasta, pacchi di riso, chi ha dato Nutella, chi ha dato frutta, chi ha dato verdura, chi ha dato latte. Davvero, davvero un grossissimo ringraziamento, ok? Se ad oggi ti ricordi che, oh no, io dovevo dare, avevano mandato la lista nel gruppo, però io adesso cosa faccio? Chiedi, fai ancora in tempo, ok? Noi domani partiamo, perciò se vuoi ancora dare qualcosa, fai ancora in tempo, basta che semplicemente segui l'indicazione di tutti i responsabili nei nostri gruppi. Ok? Bene. Poi, prossima settimana, 2 luglio, voglio sentirvi forti, carichi per i nostri battesimi. Mi fa piacere, è sempre un momento di festa, è sempre un momento di gioia, è sempre un momento nel quale vediamo tante persone. Il posto sarà lo stesso della scorsa volta. Avete dubbi, avete di nuovo problemi con trasporti, problemi con passaggio, non esitate a farlo sapere al vostro vicino, ok? In modo tale che si trovino modi. Ogni volta questi battesimi sono sfide, ogni volta questi battesimi dobbiamo lottare contro maltempo, contro luoghi già prenotati, contro persone che, oh no, dovevo venire ma la macchina si è rotta, oh no, dovevo venire ma ho quel parente che improvvisamente ha bisogno del mio aiuto per un trasloco. E ogni volta, ogni anno, sono molto fiero di dire che noi facciamo i nostri battesimi, noi siamo là, io in personal modo sarò lì a festeggiare con tutti i nostri nuovi fratelli in Cristo, ok? Perciò segnatevi la data, 2 luglio, domenica prossima, ok? Ottimo. Più in là, nel corso dell'anno, avremo anche il nostro convegno delle coppie.
So che qui non ci sono molte coppie sposate, mi raccomando, non venitemi con no, la fidanzatina che ho trovato 2 settimane fa. No, per favore, ok? Coppie sposate. Convegno delle coppie, perciò avvisate i vostri genitori, ok? È il 20, 21, 22 ottobre, se non mi sbaglio? Ok, grazie. Vicino al lago di Garda, non mi ricordo se è il posto dell'anno scorso, però convincete i vostri genitori, ok? Arrivate, mamma, papà, dai, non vi volete fare un weekend, non vi volete fare una vacanza? Convinceteli, so che riuscite, sono le stesse persone che vi hanno comprato il vostro telefono di ultimissima generazione o anche il telefono di 10 generazioni fa, ok? Per informazioni, Patrizia e Jessica, ok? Non mi sto dimenticando nient'altro? No, un altro. Cos'altro abbiamo di interessante, di importante? Ok, picnic, pensavo fosse soltanto per le persone belle, però a quanto pare invitiamo tutti. No, dai, ovviamente. Sto scherzando, se sono stato invitato io state tranquilli che siete stati invitati anche voi. Ok, ci ritroveremo a Belluno con la nostra bella comunità di Belluno, Riva Piave, principalmente sono caldamente invitati le persone appartenenti alle comunità di Belluno e Conegliano, però è anche un'ottima occasione per sviluppare comunione fraterna, un'ottima occasione per assaggiare dal piatto del tuo vicino, ok? Porta cibo, portalo in quantità, come al solito finisce in quella cosa che ti porti 2 kg di riso, torni a casa senza quei 2 kg di riso, non sai come, però nel frattempo hai mangiato couscous, pasta, lasagna, churrasco, hai mangiato di tutto, tranne i tuoi 2 kg di riso che ti sei portato da casa. È un evento bellissimo, fidatevi, avete la mia parola, ok? E sarà il giorno 29 luglio, ok? Picnic a Bordo Piave, dove farà fresco, dove ci sarà acqua, spero, per assetare i nostri animi oppressi. Qualcos'altro di cui mi sto dimenticando? No? Ciao! Dio vi benedica e abbiate un'ottima serata.